Incontriamo in questa bella giornata di sole Consuelo Modesti, coordinatrice del movimento Fare Donna per il Friuli Venezia Giulia. Dunque la domanda nasce spontanea e soprattutto perché l'abbiamo chiamata. Il vostro gruppo come si comporterà? Starà a guardare per quanto riguarda le elezioni amministrative oppure parteciperà trasversalmente, come si dice in questi casi? Beh, di fatto l'associazione a se stessa non appoggia nessuna candidata. È vero anche sì che all'interno dell'associazione ci sono delle candidate, tra l'altro di schieramenti anche opposti, perché la trasversalità è proprio la nostra caratteristica fondante. Ciò non significa che siamo lontano da queste amministrative, né lo saremo dalle prossime regionali. Abbiamo tutt'altro avanzato alcune richieste proprio per favorire la presenza di donne alle prossime elezioni amministrative. Chi compare all'interno di una lista elettorale deve avere l'interesse, la capacità e la voglia di amministrare. Allora riteniamo che un palcoscenico istituzionalizzato preelettorale possa essere appunto un'occasione per candidare solamente donne valide, donne che poi devono appunto scontrarsi anche con il proprio elettorato in un ambiente assolutamente pubblico. Allo stesso modo un'occasione quindi per conoscere le nostre candidate e magari seguire qualcuna che poi avrà la possibilità, la volontà o l'interesse anche di rappresentarci in futuro.